La provincia di Treviso, in controtendenza rispetto al trend nazionale relativamente ai sinistri mortali, ha riportato la provincia di Treviso un aumento in termini di percentuali, un aumento del 12,3%. Marca decisamente pericolosa al volante, stando questi numeri, soprattutto constatando che invece la media nazionale si è abbassata di oltre il 4%, dati che devono far riflettere, soprattutto quando si va nello specifico. Il dato che allarma di più riguarda i ciclisti, da un decesso nel 2015 agli 11 dello scorso anno. Altro dato riguarda l'età delle persone coinvolte. C'è stato un aumento sotto il profilo della mortalità fra le persone dai 30 ai 54 anni, quindi non è vero che solo i giovani sono i destinatari in negativo di quello che riguarda il sinistro, ma anche gli adulti. L'analisi del direttore è implacabile. Chi ormai ha la patente da qualche tempo, l'ha acquisita o attraverso l'autoscuola o da privatista, in realtà poi non ha più avuto nessun momento di formazione successiva di conferma delle sue condizioni di guida. Con questo quadro è inevitabile pensare subito su dove intervenire, iniziando dalla scuola. Una educazione stradale che deve essere e deve riguardare non solo il conducente di un autoveicolo, motoveicolo, ma deve riguardare anche i pedoni e i ciclisti. Poi, secondo l'Associazione degli automobilisti di Marca, altrettanta attenzione va riposta sulle fasce d'età e in particolare sulla terza età al volante. Per gli over 65 infatti si stanno già predisponendo corsi non solo di aggiornamento ma anche di verifica sui comportamenti in strada.